ritrovati con AgriNews, il TG dell'agricoltura, a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizoe e ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. In apertura vi parliamo della guerra in Ucraina, della relativa crisi del grano che si evidenzia in Veneto, soprattutto nel cosiddetto granaio della regione, qual è il Polesine. Qui infatti si nota più che altrove lo storico sorpasso iniziato già lo scorso anno della coltivazione della soia sul mais, così come riportato da alcune anticipazioni di Veneto Agricoltura in attesa del report definitivo. La superficie dedicata alla soia infatti è aumentata del più 2,8%, arrivando a 31.500 ettari, segue il territorio veneziano. E adesso vi parliamo di soluzioni affinché i frutticoltori non dipendano dalle bizze del tempo per l'impollinazione. Siamo in un'azienda agricola tra le province di Verona e Rovigo, un'azienda frutticola, siamo in mezzo ad un meleto e questa azienda già da qualche anno utilizza le osmie come impollinatori. Le osmie sono degli insetti impollinatori particolari che in alcune situazioni, quindi in alcune aziende frutticole, soprattutto dove ci sono pere, garantiscono un'impollinazione maggiore delle api. In questa azienda già da un paio di anni vengono rilasciate le osmie come impollinatori, adesso siamo appunto in un meleto, ma l'azienda ha anche una discreta superficie a pero e la qualità sicuramente della frutta che ne deriva sarà eccellente. Questa casetta è formata da questo box in plastica con all'interno delle canne utilizzate dagli insetti come rifugio. La casetta è composta inoltre da questo contenitore in cui sono inserite le uova pronte a schiudersi nel momento della fioritura. Le osmie girano all'interno del frutteto per impollinare i fiori e depongono le loro uova all'interno delle canne. Torniamo ancora una volta al Vinitaly con l'incontro organizzato da Veneto Agricoltura, la rete delle agenzie regionali per l'agricoltura Focus sulla viticoltura, dove Bioagro ha presentato i risultati dell'impiego in alcune cantine siciliane di lieviti indigeni selezionati dall'Istituto regionale Vini e Oli di Sicilia, frutto della collaborazione nata nel 2018 tra Bioagro e IRVO per la messa a punto e la produzione su scala industriale di 4 ceppi selezionati da antichi palmenti siciliani. In particolare citiamo i risultati ottenuti con l'impiego di un lievito non Saccharomyces, una candida zemplenina di notevole interesse dal punto di vista enologico e non ancora presente sul mercato. Il PSR Veneto si conferma tra i migliori programmi italiani per spesa e qualità di attuazione. Oggi vi parliamo di questi importanti risultati che sono emersi durante l'incontro annuale tra la Commissione europea e la Regione del Veneto dell'8 marzo scorso. Ottima la performance di spesa al termine del 2021, le risorse liquidate ai beneficiari ammontavano al 64% della spesa programmata, dato al di sopra sia della media italiana che di quella europea. Secondo gli uffici di Bruxelles non si vedono criticità nel raggiungere i prossimi obiettivi di spesa, i target programmati e il tasso di errore che indica la sicurezza della spesa appare sotto controllo. Ed ora le notizie di Agrometeo in collaborazione con ARPAV. Le temperature scese sotto la media negli scorsi giorni tenderanno gradualmente a risalire, riportandosi vicino ai valori del periodo, nonostante dalla serata di giovedì sia previsto l'arrivo di alcuni impulsi perturbati che manterranno il tempo instabile almeno fino a domenica. Le precipitazioni potranno anche essere diffuse soprattutto tra la sera di giovedì e il mattino di venerdì e tra sabato sera e domenica. Le piogge saranno più abbondanti di quelle cadute a inizio aprile, in particolar modo in pianura, e potranno in parte attenuare lo stato di siccità accumulato durante la stagione autunno-invernale. Chiudiamo come sempre con le ricette a chilometri zero con i prodotti di stagione a cura del ristoratore Alessandro Mazzone. Oggi andremo a servire un ovetto poché nuovo delle galline padovane. Abbiamo gli asparagi di Badoere IGP, una crema che utilizzeremo e il tartufo bianchetto dei nostri colli benici. Andiamo a preparare questo piatto, uniremo con una crema di asparagi che abbiamo precedentemente frullato. Rompendo questo fantastico uovo di gallina padovana andrà messo sul fondo del piatto, gli asparagi cotti ma molto poco in maniera tale che siano ancora croccanti, filo d'olio. Finiamo con una spuma al sifone e del fantastico tartufo bianchetto dei colli euganei. Oggi andremo a presentarvi un vino meraviglioso veronese di Soave, il Trebbiano.
abbinato al nostro piatto composto dallo chef. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo alla prossima puntata di AgriNews.